che schiera Sanna, Basaneni, Pugioni e Melei, poi Cigliano, Mano, Colombo, Gargiulo, Ducar e Mulla, non so se si pronuncia così. In panchina ci sono Mulas, Fondai, Orgiano, Correnti, Colanieri, Leggo, D'Amico e Serra. Leggiamo formazione Calangiano, Schiera, Gobbi, Patta, Recciu, Torresi, Giammalva, Rigios, Magri, San Biagio, Bertolino, Refallato, Neris. In panchina abbiamo Inzaina, Chessa, Secchi, Mancini, Inzaina, Azzara, Passalenti, Milia e Lolino. Vabbè, Lolino qui tribuna anche in panchina perché è infortunato. Calangianus diciamo che è decimato, espulsi contro l'Usinese 3 giocatori, i quali Centeno, Cugini, Sissè, oggi assenti, torneranno contro l'Alante di Sassa nella prossima giornata. Non è che sono infortunati Tusacciu e Lolia, comunque Tusacciu che ha segnato contro lo Stintino l'andata insieme a Sissè, l'altro che oggi non c'è, che è squalificato. Vediamo subito questo lancio di Torresi, c'è la forza fallo in mano fino allo Stintino e la rimessa è per Calangiano, credo, sì, ha toccato con ha toccato con Gargiulo che giocò a Calangiano, se non sbaglio, fino allo scorso anno. Contro si conoscono bene. Subito palla verso Magri, verso San Biagio, Magri all'indietro a cercare qualcuno, finisce il pallo Torresi subito verso del Soldato e in avanti ma sbaglia verso Meris, riparte lo Stintino, poi c'è questo pallone per Rio direttamente a Gobbi, uno dei portieri che ha subito meno gol in questo campionato dopo quello del Posara, dopo vabbè, non so come si chiama adesso, ma lasciamo i dettagli al tempo che trovano e pensiamo adesso. La palla è da Gianmalva, non è da Gianmalva, è da Ligio, spalla in avanti a cercare Meris dall'altra parte, la palla schizza via, il campo è stato innaffiato prima della partita, cosa più insolita che mai, ma evidentemente ce n'è bisogno, se altrimenti la durata del campo è quantomeno limitata. Palla in avanti, adesso prende palla Torresi con questo bel gioco, palla verso San Biagio che cerca spazio in avanti, colpisce la schiena di Mereu, poi leva nel Soldato, ma l'arbitro comanda un fallo subito da Colombo. Stintino, squadra che diciamo guarda da vicino la capolista che attualmente sono Calangiano, Usinese e Tempio. Lo Stintino è sempre vicino, sempre più vicino perché ha battuto di recente l'Usinese e anche il Tempio. E vediamo quest'oggi, la partita è molto interessante per entrambe le squadre perché la fame di punti è importante e qualcuno dovrà pur salire in eccellenza quando mancano 9 giornate al termine del campionato. E l'Usinese ha pareggiato 2-2 contro il Chiesi, quindi ha 36 punti, Gargiulo in avanti, esce bene, parte su questa palla interessante, poi c'è Magri che prova ad andare via, subisce un contatto, l'arbitro vede tutto, ha commesso fallo Pugioni. Non ho detto che oggi due partite non si giocano in questo girone del Calangianus, più cosa unica che rara, mancano gli arbitri e perciò la federazione le ha ovviamente annullate, posticipate
preferisce giocare su Lucar e per il fisico che ha, tanto di cappello, centravanti come si, ma oggi non c'è. Entra nel sanitario in campo, qualche dolorino alla testa, in questi casi bisogna sempre fermare il gioco. Si rialza Luca, l'arbitro gli dice vai fuori, poi ti faccio rientrare, come da protocollo. Sulla palla ci sono il numero 20, non so se si pronunci così, ripeto, con il giocatore, palla in avanti, interessante, palla in mezzo, è rimessa a fondo per il Calangianus. Giammalva verso Torresi, palla verso Rigios, campo si stava perdendo, lancia in avanti verso Meris, anticipato, la palla sfila direttamente da Lucar, se la porta a spasso, poi lo Stintino si trova bene in difesa, lancia in avanti, è un Calangianus oggi che sarà un po' all'arrembaggio, stringendo i denti per come può, limitando i danni, visti le assenze, le espulsioni, e attenzione perché ci sono anche molti diffidati e anche i gialli oggi peseranno, eventualmente palla in mezzo, colpisce la traversa esterna in croce dei pali, occasione dello Stintino quando siamo giunti al minuto numero 7 del primo tempo, parziale sullo 0-0, si riparte la Gubbi verso Rigios, verso Chessa, sì vabbè, verso Chessa. Verso Patta. Vitessa San Biagio, indietro verso Rigios che si copre direttamente la Gubbi che rischia un po'. Gobbi chiama a rischiare, altrimenti non è lui, palla di Riccio che sbaglia il passaggio, ma sbaglia anche lo Stintino, non vedo un Calangianus così in forma oggi. È soldato indietro verso Giammalva, in a lungo a cercare lo scatto di Magri che va via, e penetra il pallone, Magri va via, attenzione a Magri cerca spazio, Magri ancora Crossi in area e calcio l'angolo per il Calangianus, ben conquistato. Insomma, ho parlato e la squadra si è svegliata, non lo so. Sulla palla va Torresi, capitano della squadra. Arrivano a mezzo a saltare, Giammalva, vabbè tutti. Palla in mezzo, schiaccia, chi era? Numero 9, Bertolino. Poi la palla segnata il potere dello Stintino, Riccio in avanti a campanile verso Magri di schiena, va via Meris cerca spazio, ancora Meris che cerca di una soluzione, Meris ancora sul pallone, poi commette fallo qua San Biagio e chiede anche scusa, non c'è un altro modo per fermare lo Stintino. Rinvio subito lungo a cercare il numero 8 Spano, anticipato da Riccio, poi da Soldato, nuovamente verso Riccio, verso Torresi che sbaglia a rivincere il palo, poi l'arbitro comanda un fallo commesso da Bacano e hai detto testualmente non lo fare o ti ammonisco, e giustamente è un fallo da ammonizione, ma siamo all'inizio, meglio andarci cauti con i cartellini. Rimessa per il Calangianus laterale, c'è sulla palla Patta, in avanti verso San Biagio, in avanti lancia subito verso Mare, anticipato, poi passano di testa che prende il pallone, mi sto un attimo cespicando. Patta
10° minuto, non grandi emozioni fino adesso. Si riparte, prende palla per un attimo Mario che subisce un tunnel se non sbaglio, poi toccare Sciupa l'occasione e si riparte da Gianmalva, la vuole Ricciu e non può fare altro che passare da Gobi perché ha attaccato da Spano e Gobi si appoggia a Ligios che lancia lungo a cercare Bertolino di testa San Biagio a vuoto, poi riparte lo stintino, attacca qua Ricciu, non commette fallo però anche lo stintino se la gioca in difesa in porta. Può dare fastidio il gioco all'indietro, però alla fine è tutta tecnica perché se si è attaccato dalla difesa non puoi dire altro che farla passare che passare a potere palla verso Bertolino, anticipato per un attimo, poi da soldato attaccato verso San Biagio, c'è Mari che si propone, San Biagio la palla sui suoi piedi, poi di tacco Magri attaccato anche lui, non sa che fare, quasi la perde, poi arriva Ricciu in avanti, tira direttamente in porta, la palla fuori, la rimessa dal fondo e sono un po' confuse le squadre per adesso. Siamo quasi a quarta d'ora. All'andata fece un gol Tusaccio, da ricordare, al volo di esterno sinistro, dritto in porta. Lancio verso lontano, Cano attaccato da Bertolino, lancio lungo lo stintino e ci pensa Patta, poi verso Magri che non tiene la palla in campo ovviamente, è messa per lo stintino, scusate, un po' di polvere, qua c'è un po' di patatraccine, c'è Cangianus con Magri che poi si beve un caffè, dorme un po', lancio verso Ricciu qua sotto, ottimo l'aggancio, Ricciu verso, adesso dato nuovamente verso Ricciu, anticipato da Canu, Ricciu fa delle azioni personali molto buone ogni tanto, è stato sul pallone, soldato, ancora lui vince il duello, poi non vedo più niente cosa sta succedendo, grazie che il pubblico si mette davanti. Presi di testa, Bertolino di testa anche lo stintino e facciamo la rima, poi sembra un pallone, un altro palla al campanile e confusione, ma non continuo cantando che è meglio, Torresi, mentre carica verso Bertolino, da fuori aria non va, la palla è sempre lì, siamo in 3, in 4, arriva anche Magri, attraverso in mezzo verso Meris che è salita di testa, poi la palla va da Ricciu, non è finita per il Calangianus, è finita in questo momento, riparte lo stintino, attenzione qua al contropiede dello stintino, lancio, non c'è nessun lancio, bellissimo questo pallone preso da Torresi, San Biagio davanti a cercare lo scatto di Meris che va via Meris, poi il campo è umido, la palla schizza via. Un'orchestra per la batteria, che suona sulle tribune. E la palla Torresi, poi sbaglia tutto, anticipato Ducar, forse un po' male, qua c'è fallo subito dal soldato, il signor Virgili va a richiamare Spano, sono già capiti, si baci, abbracci, anche se San Valentino era 2 settimane fa.
parte verso Ligios, verso Patta, cercare Giammalva, cerca il lancio lungo verso Bertolino in avanti, anticipato, poi qua non c'è nessuno, va Gargiulo sul pallone, Gargiulo va via, è a tecnica da vendere, ma Canangiano se ce lo ricordiamo bene come giocava. Cross in mezzo lungo, arriva Gobbi, si trova con un avversario, tutto a posto per tutte e due, parata un po' rischiosa, palla verso Ricci, cade da solo, può avanzare, arriva un avversario che lo marca, c'è rimessa per lo Stintino, non c'è fallo come ha chiamato Ricciu. La palla che è il solito Cano, indietro, verso numero 6 Basaneni, poi Sanna, nuovamente verso Basaneni, arriva anche Bertolino ad attaccarlo, niente da fare, chiamava su Ducarlo, poi colpi di testa sul Calangianus, qua c'è Magri, verso Torresi, in avanti a cercare Bello, portava verso Meris, si tira di Meris, murato un po' da fuori area di San Biagio, parato per questo, Calangianus che ci prova, ma lo Stintino è ben coperto in difesa. Partita molto equilibrata fino adesso, quando siamo al minuto numero 17 del primo tempo, risultato inchiodato. Torresi al campanile, la palla che dovrebbe essere uscita anche nei parcheggi, a farsi due passi. Sulla palla c'è Canu, in avanti Riccio di testa verso San Biagio che è da solo, a cercare dall'altra parte Magri, i lanci che fa San Biagio sono ottimi, l'intenzione era buona, però la palla è andata fuori dal campo. Due palle in campo adesso, ancora una rimessa per lo Stintino, San Biagio in mezzo a due, stupisce il fallo. Pronti? Sì, chiamano la radio. Buonasera che segue in radio, ancora qua siamo sullo 0-0, partita molto equilibrata ma con poche emozioni fino adesso. Ora siamo col Calangianus riversato in avanti con una rimessa laterale. Ripeto, occasioni fino adesso nitide non se ne sono viste, né per una né per l'altra squadra. Palla in mezzo verso il Calangianus, sfila, poi si divora un tiro a porta quasi vuota Meris, riparte lo Stintino dal portiere Sanna che con calma fa avanzare la sua squadra. Stintino che punta tutto su Ducar e Spano, ma per ora non hanno fatto granché. Palla in avanti verso proprio Spano, in fuorigioco visto dal segnaline, quindi sarà calcio di punizione per il Calangianus. Calangianus, dico anche in radio, che ha 5 giocatori tra espulsi contro l'Usinese e infortunati, sta giocando con una squadra decimata, rivista, che sta giocando quest'oggi un po' all'arrembaggio. Per fare il risultato sarà un po' difficile, ma è anche una prova di forza per vedere quello che si riuscirà a fare. Ora c'è questa palla verso Ligios che cerca in avanti verso Bertolino di testa, cercare Meris, anticipato per un attimo, c'era forse fallo, poi di testa Ricciu verso De Soto che va via,
io ne sono dato in mezzo a due avversari, ancora ne sono dato nel soldato, la rimessa per lo stintino, anche se pareva essere del Calangianus. Non facciamo studi, dai, alla fine in campo c'è l'arbitro, non ci siamo noi e avrà visto meglio lui. È messa ancora non battuta e niente, siamo un po' con la calma del mare. Palla in avanti in mezzo, arriva Bertolino ed esce anche prima per Ossanna che fa ripartire lo stintino, c'è una palla in avanti invitante, arriva Patta di testa, l'ha vista da 2 chilometri arrivare e se l'ha domesticata. Poi normalmente siamo sulla difesa del Calangianus con Gianmarva, Ligios, ora palla verso Liccio, il più attivo dei difensori con palloni interessanti in avanti. Torniamo da Gobbi, il potere del Calangianus, entro il passaggio, palla nuovamente verso Gianmalva e sì, vabbè, non è Gianmalva, è Ligios, lancia un po' di Torresi verso Melis, la palla schizza via, il campo è umido e siamo dal potere dello stintino Sanna che ne via verso Cano e tutta sta andando avanti così da 20 minuti, parziale sullo 0-0. Quando voi prendete la linea dalla radio, sbaglia un attimo qua Sanna, rimette la palla con un po' di rischi, va a commettere il fallo qua Bertolino che viene ammonito per il fallo commesso a un avversario e anche un po' duro. Ammonizione direi più che giusta. E il Calangianus non può anche permettersi troppi ammoniti perché ci sono tanti diffidati e con l'Antelio e col Tempio dovranno scontare la squalifica, quindi molta attenzione anche sul reparto difensivo e di centrocampo per il Calangianus, in un momento direi chiave della sua stagione, così come lo stintino che ha battuto Udinese e Tempio. Qua subisce fallo del soldato, l'arbitro comanda il fallo, la punizione. Siamo al turno 23, ancora 0-0 fra Calangianus e Stintino. Ogni tanto chiamano anche dalla radio per fare un collegamento, ben volentieri. Avvia qua Patta in mezzo a 3 e poi lo stintino ci mette un piedino, è rimessa per il Calangianus. Palla in avanti verso San Biagio, anticipato in mezzo all'avversario, poi va via San Biagio verso Melis, però non è attaccato bene al gioco. Melis è sempre un po' spostato rispetto a dove vuole il pallone in San Biagio. Palla in avanti nuovamente, anticipato sulla casa davanti al campo. Gran lavoro oggi per il accattapalle, senz'altro. Cross di San Biagio in mezzo, attenzione, c'era uno scontro e basta, niente di che. Poi ancora Patta, il tiro di Melis verso del soldato che corre via. Il soldato verso Ricciu, cross in mezzo verso Melis che si butta in mezzo ma anticipato da un avversario. Comunque anche per capire anche del soldato, qua c'è un fallo commesso da Cano, l'arbitro che aveva promesso e arriva il cartellino giallo anche per Cano. Fiscale è giusto il signor Virgili di Olbia, un arbitraggio finora perfetto, non come quello contro l'Udinese, non dico altro. Sulla palla c'è Torresi che dà indicazioni, lo sentimo ha messo mano in barriera ma non è utile credo. Palla in mezzo, Canu appena munito, palla fuori, rimessa per il Calangianus. Da
da evidenziare che comunque Calangiano nell'ultimo 10 minuti diciamo che sta giocando più sullo stintino che lo stintino su Calangianus. È Soldato con Ricciu, palla pasticciata, palla in avanti verso Ducar, arriva Ligios che non ne fa passare una oggi. Ducar è pericoloso. Oggi è importante anche conoscere i risultati del Tempio, che è a Portocervo, una squadra che lotta. Bertolino a vuoto, qua non c'è nessuno, sono tutti chiusi dentro per il Calangianus. Canu qua sbaglia, rimessa per il Calangianus. Il Tempio sta pareggiando, sono tutti pareggi anche se sono in scuola Montalbo. Attenzione qua, l'arbitro richiama un giocatore, c'è un po' di nervosismo che va placato. Palla lunga e mezzo, riparte lo Stintino, poi Pacca regala la palla a Ducar. Stintino che pone contropiede, geniale possibilità, vediamo qua Ligios che va a sportellate con Munua che prende il pallone per sfortuna sua e rimessa al Calangianus. Fallo di mano forse di Torresio, cambio di fallo, adesso vediamo cosa ha deciso l'arbitro. Siamo a metà del primo tempo, metà passata, più interessi. Palla in mezzo, allontana il Calangianus, Stintino che invade adesso, Gargiulo indietro, palla in avanti. Poi tocca un attimo il Calangianus, ne prende la palla allo Stintino. Calangianus va a pressare, ma lo Stintino gioca bene nello stretto, palla in mezzo, attenzione, allontanata di testa Torresi verso Magri, palla lunga, rimessa da fondo. Primo tempo a volo di emozioni per adesso. Lungo di Giamata verso Bertolino che va via, Bertolino in mezzo a due, Bertolino rimessa per il Calangianus. Un nuovo acquisto, Bertolino insieme a Passalenti. Palla in mezzo, non c'è nessuno. Bertolino lotta contro un avversario che gli lascia il pallone, poi la passa a Patta che sbaglia direttamente alla Gobbi, non poteva fare altro. Gobbi cerca spazio, Calangianus gioca contro luce questo primo tempo. Palla in avanti, anticipando Meis, poi il Soldato sbaglia. Poi prende palla il Calangianus qua bene con San Biagio su Gargiulo, vuole palla Ricciu, gliela serve Torresi, Ricciu sbaglia però, intenzione della buona, meno la finalizzazione. Di testa Ricciu in avanti verso Melis, poi lungo dallo Stintino, Ducar si lamenta per un fallo, Torresi non ha spazi, non ha uomini, allora va da Giovanni Patta, palla in avanti verso Bertolino, verso da Soldato, attaccato nuovamente verso Torresi, Torresi vuole Ricciu, si è accontentato, palla verso Melis di testa indietro, Canu spazza via a cercare Spano, lo anticipa bene Ricciu, poi è Soldato qua
e questo pallone, il soldato in mezzo a 2, in mezzo a 3, va via Leo, va via il soldato verso Ricciu, anticipato, comunque si è ripreso del soldato, sta giocando bene questa Janus dopo un inizio un po' difficile, anche dall'infortunio. Era bravo del soldato giocando pure con altre squadre, ci ha ripreso un po' il piede. Avvia qua dall'altra parte Simone Magri, che un po' dorme, poi tocca lo Stintino, rimessa per il Calangianus. Ultimo quarto d'ora. Palla in avanti a cercare chi è Ricciu. No, non era Ricciu, ma non c'è fallo neanche subito, era forse Magri. Ancora attaccato da Rigios, c'è fallo. Lancio lungo ed è sempre Ducar contro Ligios, è una questione tra loro due oggi. Qua non commette fallo per Ligios, palla lunga verso Bertolino che subisce un fallo netto e l'arbitro lo vede e provvede. Verso se ne assomigliano molto. Ligios e Patta hanno i capelli uguali, adesso un po' li confondo, sbaglia proprio Torresi. Un altro pallone, per lo Stintino, ovviamente laterale, con rimessa, poi quando la fanno ancora la fondo. Palla sul tetto della casa davanti al campo, poi cade in campo, insomma un po'. Andiamo di rimessa in rimessa. Qua prende palla Spano e l'arbitro ha visto un fuorigioco col segnaline, se gliel'ha segnalato. Rischia un po' qua Patta e va via con San Biagio a rimorchio. San Biagio verso Patta, rimessa laterale per il Calangianus. Verso San Biagio in mezzo a 2, cerca la soluzione verso Melis e poi Bertolino la rovesciata verso, non era Bertolino, era Magri, poi qua contatto duro fra Giamalva e Ducar, calcio di punizione per il Calangianus, ha commesso a fallo Ducar. Ora si è messo un po' in mezzo Gargiulo. Torresi lo conosce bene, sono amici, l'ha fatto un po' apposta. Un po' di tattica sul nervoso. Bertolino di petto, non c'è nessuno. È arrivato un po' dopo del soldato, qua commette forse fallo Patta, poi Torresi allarga verso Vincio, subisce anche a fallo, l'arbitro non l'ha visto. È una vantaggio applicata, però poi se ne accorge il signor Virgili che sta facendo un buonissimo arbitraggio quest'oggi, niente da dire, complimenti e basta.
quando gli arbitri chiamati dalla federazione sono bravi bisogna fare i complimenti. Rimessa per il Calangianus. Vediamo cosa c'è qua. Saberto disturba sul pallone, poi palla a Campanile. Campanile che non c'è a Calangianus. Allora qua siamo su Gobbi. Palla lunga che cade Bertolino di testa, poi è rimessa per il Calangianus che sta sulla tre quarti dello stintino, abbonamento fisso dell'ultimo 20 minuti. Magri verso Bertolino, palla sparata alta, ma c'era fuori gioco. 36esimo minuto, il Calangianus ha la sua prima occasione della partita, anche se fuori gioco comunque bisogna annotarla, quindi annotiamo 36esimo occasione. Calangianus fuori gioco. Calcio di punizione battuto, per il fuorigioco si intende, non per altro. Tutte colpi di testa a chi ce l'ha più dura, insomma. Magari ritorna indietro, cosa sta facendo non l'ho capito, poi la passa verso Gianmalva, arriva la palla a Ricciu, cerca la soluzione, Magri attaccato, subisce fallo, da 19 chi è? Colombo, andrà giù, ha detto qualcosa all'arbitro, ma so cosa è venuto da dire, presi da fuori aria e palla sul fondo. Bisogna provare un po' di tutto, la fuori aria là dentro. Si riparte con lo stintino, palla verticalizzata verso Ducar, lo anticipano sempre i soliti del Calangianus, ma c'è fallo commesso, nominate Nacchi da Ligios. In mezzo, chiamava di testa, poi adesso dato e qua sbaglia Canu, ma la rimessa è sua. Gargiulo verso Canu, ancora Canu, poi non lo vedo più, la rimessa per il Calangianus con Ricciu. In avanti il Calangianus verso Bertolino, subisce fallo, già battuto, Torresi allarga verso Patta troppo presto, rimessa per il Calangianus, è stato chiuso da Mumua. Palla verso Ricciu, arriva Spano a attaccarlo e qua per forza Gobbi. Bisogna capire certe cose, le capiamo. Sono di questi casi in cui non le capiamo. Avanza lo stintino qua, attenzione. Calangianus si è un po' spento in attacco. Palla in mezzo, attenzione qua, palla schizzata da Gobbi, l'ha colpita Spano. È uno dei pericoli dello stintino. Qua bene Bertolino, per l'arbitro ha commesso fallo lo stesso Mereu.
la cosa, però se la fallo. Palla dall'altra parte verso Patta, anticipato, scontro. Rimessa per lo stintino qua. Palla in avanti, poi distrugge un po' San Biagio, avanza lo stintino con Ducar, avanza ancora bene con Nereu. Poi Ducar, attenzione, Ducar chiuso dal soldato con fallo. No, era sul pallone però, credo. Senti in destra del soldato. E ora occhio qua, perché anche lo stintino di punizione fa male. C'è Gargiulo che non ne vuole sapere, lo vuole battere lui. O lui o Mereu. Litigano anche un po', Mereu se ne va. È palla di Gargiulo questa, insomma. Giamala va a disturbarlo per fargli un po' di pressione psicologica per sbagliare. E Gargiulo conosce bene il campo. Ce ne sono 4 in maniera del Calangianus più bonus, diventano 5. Tiro, parata di Gobbi. Il tiro di Gargiulo era bello e buono. Palla verso Torresi. Torresi verso San Biagio, si scambiano il pallone 2 volte, 3, anche 4. Vanno anche esagerando. Che è messa qua per il Calangianus. E qua siamo a palloni persi con un po' di tempo. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Cioè non ho visto grandi cose. Ma si copre lo stintino, lancia in avanti, si copre il Calangianus con un po' di rischi, poi del soldato Riccio, l'arbitro si fa passare la palla tra i piedi, si è rimessa per il Calangianus. Palla in mezzo verso San Biagio, cross in mezzo, cercare Bertolino. Poi qua si scontrano Torresi e un avversario, Torresi alla meglio, Torresi cerca spazio, ancora Torresi, va la cross lungo e calcio l'angolo per il Calangianus. Sulla palla c'è Torresi con San Biagio, stiamo come nazionale italiano ovviamente, non Argentina. Ciao in testa! Mamma mia! Occasione al 44esimo con Giamava di testa sul calcio d'angolo. E Giamava in calcio d'angolo ha segnato già diversi gol. Più vicino al Calangianus che lo stintino ai gol fino adesso. 2 occasioni però per il Calangianus. Lo stintino aspetta la sua, vedremo. Torresi sbaglia, attenzione allo stintino, attenzione allo stintino. E poi qua l'esperienza di Patta. Gobbi viene, rischia anche Gobbi, Bertolino aggancia e poi sbaglia, poi prende il pallone, Bertolino subisce a fallo. E qua c'è la munizione, credo, per un avversario. No, non c'è. Ma anche è giusto così. Calangianus che mira a chiudere il primo tempo attaccando così come l'ha iniziato dal 20esimo circa. Una serie di 20 minuti. Vedremo se arriverà il gol adesso. Cosa succederà? Le squadre sono un po' sparpagliate sul campo.
ci sono Torresi ed è Soldato. E un po' si lamentano, vanno anche male in barriera, uno schema un po' atipico, se Soldato parla con l'arbitro, non si intendono, Torresi vediamo cosa fa, penso tiro direttamente in porta, Torresi tiro in porta, parata di Sanna, tiro molto centrale, niente di ricercato e di potente, di preciso. Recupero di un minuto, arriveremo al 46, dove siamo già in teoria, vabbè. Quindi siamo agli sgoccioli, palla verso San Biagio, che si concede una rimessa laterale, molto furbo, molto geniale questa cosa. Magari anticipate in mezzo a due, poi c'è fallo. A favore del Calangianus, che ci crede per ora. Un altro calcio di punizione interessante, questo non potrà che essere cross in mezzo, la vedo un po' dura a trovare la specchiola alla porta a quell'angolazione. Vediamo la soluzione scelta del Soldato e Torresi. Adesso la palla è sull'aria, vanno Gianmalva e Bertolino insieme a Ligios. Soluzione cross in mezzo, Gianmalva in testa, palla che si libera, niente da fare, riparte lo Stintino ma finisce il primo tempo 0-0, linea al secondo tempo direi. Ricomincia il secondo tempo di Calangianus Stintino, subito lancia in avanti verso lui, copre bene il Calangianus a destra, pensando Stintino che avanza, Stintino ancora, Ducardo, palla alta di Gobbi, attenzione subito occasione dello Stintino, attenzione, lo Stintino è partito in quarta. Forse il Calangianus non se l'aspettava questa infuocata, palla verso Patta, Maria San Biagio subisce fallo Patta, calcio di punizione. Rinvio lungo di Gianmalva a cercare Magri, esce prima Sanna. Ducar, prende palla San Biagio, calcio di punizione. Lancio lungo, Riccio bene in testa. Palla che scorre nel Soldato, poi muore in avanti verso Melis, ma non è Bolt. Rinvio di Sanna a cercare Puggioni. Rimessa per il Calangianus. Palla in avanti. Prende palla Magri, poi Patta. Calcio di punizione. Torresi cerca una soluzione e direttamente al portiere, ottimo suggerimento che gli hai dato.
lancia in avanti a cercare Melis di testa, non può fare altro, ancora il pallone Melis e il campo poi è finito. Giro lungo dello Stentino, c'è da solo non so chi, lancia in avanti a cercare Ducal, c'è una va in testa verso Torresi ha spazio per avanzare, Torresi verso Mari, San Biagio, Torresi, cerca lancio lungo verso Melis che scatta via Melis, anticipato da Puggioni. Ricciu, cross in mezzo, di tacco ma Magri verso nessuno. Rinvio di Sanna, lancio lungo, Torresi prende il pallone, l'arbitro un po' di intralcio e Torresi sbaglia. Patta di testa, Cargiulo si addomestica il pallone, lancia in avanti verso Spano, attenzione a Spano, va via, lotta contro Ricciu, Spano, cross in mezzo, si appoggia bene Patta a Gobbi e le squadre hanno iniziato a martellare, palla verso Bertolino scusate, Magri in mezzo a due, poi subisce fallo. E vuole la munizione Magri, ma pretende un po' troppo adesso. Non era fallo da munizione quello. Palla verso Giovanni Patta che va via, Patta ancora Patta, cross in mezzo, calcio all'angolo. La palla c'è, Torresi e anche perché non lo vedo, ci deve essere lui. Cross in mezzo, giocava di testa, svetta, poi batte Sentino, affare a San Biagio, palla fuori di poco. San Biagio che ha segnato contro l'Usinese, vuole ripetersi contro lo Stentino. Lancio lungo, Torresi di testa verso Del Soldato, lancio verso Melis che si gira, Melis prova ad andare via, Melis in mezzo a due, Melis vediamo cosa fa, calcia l'angolo pure questa volta. Lo Stentino ha cominciato bene e il Calangianus sta continuando meglio e il pubblico ci crede. Torresi, cross in mezzo, sporcato da un avversario, poi qua San Biagio sbaglia a vuoto, rischia, prende l'attimo, poi Giammafa e poi nuovamente San Biagio lo fa tutto lui, tutto a fare, ancora San Biagio, rimessa per il Calangianus, no, per lo Stentino. Palla in avanti, di testa verso Bartolino che si gira, Bartolino, ancora lui. Torresi verso Del Soldato verso Magri sbaglia, non c'è niente. Giusto l'arbitro vede bene, è un buon arbitro. Qua c'è un calcio di punizione per qualche fallo commesso sicuramente. Si lamenta un po' Mereu. Calma, non si respira quasi più. Dieci minuti passati, quasi.
ancora 0-0 la partita nel secondo tempo. Di testa Giannata verso Bartolino che vuole Magri a cercare Melis, coperto da un avversario, poi qua va via chi è? Colombo, qua scatta via Spano contro Ricciu a sportellate e si prende anche la rimessa alla fondo Ricciu con l'astuzia di un trentenne, ma lui di anni ne ha 20 ed è cresciuto moltissimo in questi anni a Calangiano. Ricciu come a San Biagio sono partiti, diciamo, pulcini, sono diventati giocatori molto importanti e fa piacere che siano di Calangianus. Poi Calangianus che chiama un cambio, Paolo Inzaina, esce il numero 7 del Calangianus, ovvero Simone Magri, che ha fatto una buona partita. Ora entra Paolo Inzaina che di solito ha quel vizio che entra e segna, non sempre ma spesso è successo, è uno che si butta in avanti. San Biagio lotta contro Meleu, poi finisce un contrasto, lascia battere lungo a Ricciu, anticipato Balenzaina, poi questo pallone suo verso Melis, vediamo che fa, si allarga qualcuno, subisce fallo Melis, ammonizione anche per Colombo dello Stentino. Quindi gli ammoniti 2-1 per lo Stentino. Sul pallone del soldato Torresi e Mancino, del soldato a destro, vediamo chi batte. Non Torresi, cross in mezzo, Balenzaina che sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere Balenzaina. Ha sbagliato un gol prima di lui, forse era anche fuori gioco. Questa volta ho avuto suggerimento dal pubblico che era fuori gioco, c'era ovviamente Nisido ogni tanto. Stentino che avanza via e vuole vantaggio, poi fallo subito da Ducal e qua c'è fallo, attenzione al cartellino, ammonizione per Torresi credo, e qualcuno di quelli che ha ammonito, alla prossima salterà la partita. Non può essere Bertolino certamente, essere ammonito, quindi presumo sia o del soldato o Torresi. Era un fallaccio. Sì, Torresi è ammonito. Pareggiamo i conti pure con gli ammoniti. La palla va più che merevole, mi gira il foglio, cross in mezzo, lontana dal soldato, palla verso Bertolino con lo scatto provvidenziale. Bertolino, il Calagiano non può avanzare, Bertolino verso Balenzaina, verso Melis Capomarco, Melis da fuori aria, palla fuori. Calagiano se ci prova ma non ha tanta fortuna. 12° secondo tempo, Melis, occasione.
si ripatte con lo stintino, lancio lungo la mancia, cerca di educarlo, arriva Ligios, è rimessa a fondo per il Calangianus. Le squadre si stanno scatenando dopo un primo tempo abbastanza tranquillo. The quiet before the storm, direbbero gli inglesi. Lancia in avanti a cercare Bertolino che va via e la palla da un'altra parte, sbagliato lo stintino, regala la palla a Melis tira la fuori area, gol! Melis la sblocca, il potere Immobile sul pallone, incredibile, la sblocca Melis e il pubblico esplode. Continua a fare gol e come andrà a finire comunque è un risultato importante, perché tutti gli scontri diretti li sta vincendo contro le avversarie più blasonate. Ha battuto il Tempio all'andata, ha battuto lo Stintino all'andata, ora anche al ritorno, insomma. La fuori a Bertolino, palla fuori di poco, questo lo segno pure. Nonostante sia decimato il Calangianus, oggi ha segnato con Melis, che trova il gol dopo tanto tempo. Mi pare che l'ultima volta era contro il Chiesi, non lo ricordo bene. Comunque Pallonzano sul pallone, cerca spazio, Pallonzano sbaglia però la velocità del passaggio, commette fallo donato del soldato, l'arbitro prima ha fatto giocare e poi ha fischiato, direi che è giusta la decisione, e adesso arriva anche per lo stintino il cambio, esce il numero 20 quale è Munua, che non si è visto molto durante la partita, ed entra il numero 11 D'Amico, giocatore esperto, quindi terremo d'occhio D'Amico, osservato speciale. Anche lo stintino pareggia i cambi, anche se no, niente. Scigliano sul pallone verso Roberto Mereu verticalizza verso Ducar, lo attaccano in due, palla che si libera dall'altra parte, poi cross in mezzo verso Gobbi che esce e para. Rinvio di Gobbi a cercare Bertolino, a volte dico Bertolino non so perché, è il nome di un corriere, non facciamo pubblicità per favore. Rimessa per Ricciu, palla verso Pallenzania, di petto, di ginocchio, va via Pallenzania, in mezzo a due, subisce fallo, l'arbitro fa correre e poi fischia la punizione. Gli ingressi di Inzaina pesano sempre perché il Calangianus cambia atteggiamento. L'arbitro va a sistemare la barriera, 9 passi. Sulla palla sempre Torresi ed è Soldato, non mi viene mai il nome del Soldato, ma la palla è per del Soldato questa, del Soldato da fuori aria, cross in aria, alto,
rimessa da fondo per lo stintino, chiama la radio giustamente, pronti? Sì, Calangiano si vantaggio con Melis. Buonasera Calangiano, che vantaggio, Provenzano su Valentino, grande 2-0 di Provenzano! In questo momento Provenzano doppio la partita, il proprio chiamata perfetta Roberto, questa la tua, perché Calangiano con Provenzano ha appena fatto il 2-0. Ripeto, Melis 4 minuti fa ha fatto il gol dell'1-0, la fuori aria, un tiro che il portiere è rimasto clamorosamente immobile, ora Provenzano portato la squadra in vantaggio per 2-0 sul Calangianos, che in questo momento ovviamente il pubblico sta esplodendo di feste di gioia. È una partita molto importante questa. Secondo tempo che si è aperto molto forte per entrambe le squadre, subito lo Stintino che ha avuto un'occasionissima dopo 20 secondi con Ducato, e poi il Calangianos si è risvegliato da tale letargo che aveva fino a quel momento e ha rimesso la partita in piedi. Prima con Melis che ha avuto un'occasione al 12esimo sul cross di Provenzano, poi il gol di Melis dopo un minuto. Dopo un altro minuto Bertolino con un tiro da fuori aria sbagliato di pochissimo, e adesso al minuto numero 17 Provenzano che ha segnato il 2-0, e Provenzano, ricordo, è entrato dalla panchina ed è uno di quelli che entra dalla panchina e spesso segna, anche oggi non si è smentito, quindi in questo momento c'è un calcio di punizione per il Calangianos con Torresi. Ha subito fallo Provenzano, siamo già da Gianmalva che si appoggia nella fascia a Riccio, non c'era nessuno, passaggio sbagliato e rimessa per il Calangianos sicuramente da Riccio. Quindi ti ripeto il risultato: Calangianos 2, Stintino 0 al 20esimo del secondo tempo, palla verso Bertolino, subisce fallo rosso per Spano mi pare, o giallo rosso, non ho visto bene, scusate, ma ha subito un fallaccio Torresi, sì, espulso per lo Stintino, il numero 8 Spano in questo momento. Lo Stintino ha come ammoniti Canu e Colombo, è uscito Munuar, si è opposto l'amico, ora l'arbitro ha espulso per fallaccio duro su Torresi, numero 8 Spano, quindi Stintino che oltre ai 2 gol subiti ha anche un no in meno da questo momento fino alla fine. La partita ha preso una svolta così in pochi minuti, e come è andata il Calangianos in pochi minuti ha fatto 2 gol allo Stintino, che quindi il Calangianos ora salirebbe a quota 39 punti, staccando l'Usinese a 36 mi pare, e il Tempio non so quanto stia facendo, ma più tardi ne terremo conto. E ora stiamo aspettando che si ricominci a giocare, si è presi dal campo, e sì, è confermo che Spano sta lasciando il campo per l'espulsione, quindi Stintino in 10 da questo momento, e mancano 24 minuti alla fine più recupero. Torresi verso Del Soldato, che sta giocando una buonissima partita nel Calangianos. Il Calangianos ora si copre da Gubbi, il portiere sì, perfetto, grazie Roberto. Ti ringrazio Roberto, ci sentiamo, arrivederci. Quindi ricominciamo, cioè continuiamo la cronaca noi con Canale 48, tornare sul pallone direttamente da Gobbi. Nuovamente da Gobbi, e il Calangianos ora comincia a spassarsela così, e Gobbi deve fare pur il suo gioco per prendere tempo. Palla verso Gianmalva che sbaglia, attenzione ad Amico,
poi si recupera tutto, bene qua Bertolino, scatta via Melis, anticipato e rimessa per il Cangianus. E ricordo ora in 11 lo Stintino è in 10 per l'espulsione di Spano, ovviamente ci dispiace che oltre ai gol subiti abbiano espulso lo Stintino, per carità siamo per l'imparzialità e per l'agonismo. Palla verso Gobbi, un po' difficile questa, Gobbi che adesso se la rischieranno, ma se la rischia, la ripassa a Giammalva, sì vabbè, Regios, poi Giammalva. Adesso per quanto riguarda il calendario, il Calangiano domenica prossima troverà il Lanteri, all'andata finita da 0, l'Anteri è una squadra molto forte in difesa, e poi sabato successivo all'Anteri il Tempio va via San Biagio, esce San. Microfono cosa? Scusa? Ok. Di testa a patta. Poi lancia avanti per lo Stintino, gira, non so cosa sia successo, sanitari chiamati, no, cambio chiamato dallo Stintino. Sì, cambio, no, fortuna per il Calangianus. Per lo Stintino si appresta a entrare, a uscire a Cano, che sta facendo in questo momento, entra il numero 7 Oggiano, quindi Cano, Oggiano, Cano che era ammonito e basta. No, poi c'è anche un altro cambio, vediamo poi se lo farà fare adesso l'arbitro o fra un po'. Poi uscirà Colombo, terzo cambio dello Stintino, e al suo posto è entrato il numero 18 Fodai, quindi Stintino che non so se ha dichiarato reso, ma sta andando in campo forse per dimensionare le perdite, e anche il Calangiano spesso abbiamo qualche altro cambio in serbo. Devo alzare in piedi, non lo so. Tempo di fallo? No. Può alzare Patta che era finito giù, avanza lo Stintino, poi qua col pubblico che lo servisce non va niente, non ho i raggi infrarossi. Dovrebbe essere calcio d'angolo. Tempio è sempre 0-0. C'è cominciare Gobbi con la mano incredibile la parata che ha fatto. Ancora una rimessa per lo Stintino, palla in avanti, allontana Patta verso Bertolino che subisce un fallo, l'arbitro fa correre e poi la palla si libera a centrocampo. Ora devo tenere un po' meglio d'occhio i nomi perché sono cambiati. Lancia in avanti, Stintino che gioca meglio in 10 che in 9 a momenti, e 10 che va bene, niente, quello che altro me lo rimangio che ha fatto un po' di pasticci. Interpretazione verso Ducal, attenzione, Ducal, ancora Ducal, occhio ai contatti, cross in mezzo, allontana Patta verso Palenzaina che poi va dietro il Calangianus, Palenzaina, non c'è fallo subito. San Biagio si allarga verso Giovanni Ricci, scambia con del soldato, Ricci verso San Biagio, un po' rischiata che ce la vedeva in agguato, Torresi un po' zoppicchicchia, la vedo un po' con la faccia sofferente, Patta in avanti verso San Biagio che è da solo, si vede Palenzaina, va via Palenzaina,
non so cosa fare, vediamo un po', Palenzai in mezzo a due, prende il pallone, non poteva fare altro, anche se c'era San Sambiagio vicino, sbaglia qua lo stintino, poi Ricci verso Del Soldato, si allarga verso Melis, bene, Melis uno dei migliori in campo, Canagiosa si prepara un altro cambio nel frattempo, palla verso Melis che si gira, va via, Melis ancora in velocità, Melis va al cross anticipato, poi arriva Bertolino che si gira, Palenzaina, San Biagio con i piedi San Biagio, poi perde tutto San Biagio, commette anche fallo e Calangiano ne approfitta per un cambio, dovrebbe uscire se non sbaglio Del Soldato al suo posto a Zara, no, esce Melis e al suo posto Fabio Azzara, praticamente non cambia niente. Melis che esce dopo una buona partita, dopo il gol fatto pesante, al suo posto Fabio Azzara. L'altro giovane calangianese che si sta distinguendo, anche se gioca poco rispetto agli altri, però è fondamentale. Il rinvio di Sanna in questo momento. Salta più in alto che poggia, Mata che subisce fallo, poi è caduto male con la schiena, è caduto malissimo. Ma il campo ha un tappetino, come dicono, anti-shock, ma non so quanto sia antiscioccante. Calcio di punizione battuto, Ducar non se ne interessa ovviamente, per sportività, rischia un po' che Canagiono qua, perde pure il pallone, meglio in avanti, Torre scivolata a vuoto, qua c'è il di Ducar che, vabbè poi, palla in avanti verso Bertolino, che è sempre lì, Bertolino va via, Bertolino, verso Azzara! Calcio all'angolo, occasione di Azzara, 29esimo minuto, oggi sto, ma ne siamo proprio tutto, neanche, vabbè. Azzara, occasione 29esimo, che più 30esimo, quindi un quarto d'ora che recupero alla fine con questo calcio all'angolo per il Calangianos. È un po' accercato dal sole, arbitro fischia pure, soluzione corta tipo nazionale di calcio, San Biagio sul pallone, San Biagio, mezza due finisce in contrasto, San Biagio ancora perde il pallone, lancia in avanti per lo stintino, poi patta, e chi se non da Gobbi attaccato, ogni tanto vengono i brividi, palla verso Palenzana che non è fuori gioco, almeno secondo me, che di calcio ne capisco ben poco. Dall'altra parte dello stintino sta già avanzando con un bel due dribbling da solo di chi? Di Gargiulo, sì, di Gargiulo, ancora stintino con un gol di tacco, poi Torresi spazza via. E anche lo stintino va dal portiere, trentunesimo minuto, Calangianos 2, Stintino 0, palla su San Biagio, rimessa per lo stintino, e l'ha tirata contro Pugioni, poi Scigliano torna da Sanna, che mi chiedo come abbia fatto a non vedere il tiro di Melis, è rimasto immobile, o pensava che era fuori. Vabbè, sbagliano anche i migliori, siamo in promozione, non siamo in Serie A ovviamente. Qua c'è fallo commesso da Torresi, sì, ci sta, anche se era più sul pallone, è rimasto in spaccata per fermare l'avversario. Tutte tattiche di astuzia che trovano i giocatori. Attenzione qua, c'è un fuori gioco per lo stintino, la palla sfila e rimessa da fondo comoda per il Calangianos.
Sottoresi corto e si rischia, se rischiano qua non sono contenti. Palla in avanti, Bertolino va a rincorrere, Bertolino va via, Bertolino, attenzione a Bertolino, 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 gol di Bertolino, 3-0, gol di Bertolino, 32esimo, il gol del debuttante col Calangiano, del nuovo acquisto, e il pubblico ormai è in festa. Se ripatte la rimessa dal fondo, Calangianus in vantaggio per 3-0, ha segnato Bertolino. Palla verso Torresi, Torresi vince in contrasto, ormai Calangianus passeggia, anche perché se il Tempio finisce in parità, la capolista, come dice il pubblico, se ne va. Subisce Falancio, batta, attenzione qua, giallo e rosso, e no, espulso Patta, è ammonito il numero 11 dello Stintino. E succede così, perché ha reagito. Insomma, il Calangianus da un po' di partite non rimane buono, deve sempre finire la partita con un uomo in meno. Poca intelligenza qua di Patta, mi spiace dirlo. No, Bertolino lamenta un po' di crampi. Sì, il Tempio sta sempre pareggiando. Aspettiamo il calcio di punizione da battere. Pronti? Sì. Qua è espulso un giocatore. Novità che Calangianus ha trovato il 3-0 con Bertolino nuovo acquisto, ma l'arbitro ha espulso Giovanni Patta per reazione dopo un fallo subito, quindi ora sono 10 contro 10, Calangianus e Stintino che è crollato nel secondo tempo. Ora c'è un calcio di punizione ancora sul fallo che ha subito Patta, dal quale poi è stato espulso perché ha reagito in un modo un po' spropositato. Sulla palla c'è Del Soldato, cross in mezzo,
a palla allontanata, San Biagio no, è Azzara che cerca un contrasto e avanza lo Stintino col numero 18, vediamo chi è Fodai. Il gol di Bertolino è arrivato dopo che ha preso un bel pallone, è andato via dall'avversario e praticamente proprio col portiere ha trovato il gol del 3-0. Siamo al 37esimo, 3-0 per il Calangiano, ripeto, 10 contro 10, per il Calangiano è stato espulso Patta, per lo Stintino è stato espulso Spano. Vediamo un po' cosa fa lo Stintino, va via non so chi, lancia in mezzo lungo, esce Robbi, non c'era nessuno in avanti. La partita ha preso questa svolta, quindi Calangianus attualmente, se dovesse finire per il tempo 0-0 come è adesso, primo in classifica da solo, subisce fallo San Biagio, con fallo commesso da Gargiulo che giocò nel Calangianus fino allo scorso anno. Ora vediamo un po', San Biagio è a terra, adorante, siamo in quella fase di partita dove si gioca poco da un po', vediamo un po', torna lo Stintino in difesa, da Soldato verso, non so chi è entrato, chi è questo, non ho ancora capito, 18 del Calangianus, Tassalenti, l'altro nuovo acquisto, va via con Carlo, attenzione per lo Stintino con D'Amico, attenzione, D'Amico va via, cross, tiro, e lo Stintino si salva sul palo, incredibile l'occasione dello Stintino che colpisce il palo con Gubbi fuori dalla porta praticamente, Stintino che si ha mangiato il 3-1, il gol dalla bandiera, è entrato anche Milia, anche Milinkovic, va via San Biagio qua, in mezzo a due, San Biagio subisce anche fallo, tira fuori aria, ma per arbitro l'ha commesso San Biagio il fallo e per come è avvenuto quell'impressione la dava pure qua, però non l'ha subito, ma vabbè, calcio di punizione per lo Stintino, mancano 5 minuti neanche alla fine del recupero, vediamo quanti ne avranno assegnati fra poco. E parte lo Stintino che cerca almeno un gol nella bandiera, c'è un giocatore che sta avanzando molto velocemente, poi prende palla del Soldato, avanza, passa lento con l'altro Living, va via ma la palla è uscita dal campo, passa lento, nuovo acquisto insieme a Bertolino, ripeto, vediamo come se la caveranno in attacco, tutti presi per segnare di più. Questo è quello che ho saputo dalla presidenza, e se il Calangianus si copre bene ma vuole anche segnare, perché spesso manca il gol, oggi 3 gol addirittura, quindi è andata diciamo bene al Calangianus con una squadra decimata da espulsioni e infortuni, peccato per l'espulsione di Patta poco fa. Ora vediamo un po', c'è una rimessa laterale ma manca il pallone. E niente caro Roberto, qua il parziale Calangianus 3, Stintino 0. Sì. Perfetto, grazie. Ciao. Palla lunga qua, vediamo perché sarà rimessa per lo Stintino. Vediamo un po', palla verso numero 11 D'Amico che è ammonito, il campo è finito qua, Gobbi para, l'arbitro ha comandato la rimessa da fondo visto che la palla è uscita e il pubblico festeggia, 3 minuti alla fine del secondo tempo. Calangianus attualmente primo in classifica, 39 punti, inseguono Tempio e Usinese a 36, Tempio fermato come da previsioni sul campo del Portocello per adesso, alla Bialori, poi Stintino 32, posa la 30 ma non gioca, insieme all'Anteri, Oschirese e Porto Torres perché mancano gli arbitri in questi due campi.
gioco a fermo, non vedo perché, è stato espulso qualcuno dallo stintino. Sì, la federazione purtroppo ha mancanza di arbitri, quindi fa un po' notizia che le partite siano state rimandate e oltretutto non si appassiona più nessuno a questo mestiere che è molto difficile. Si sa quasi un dato gol del Calangiano scongiallava e l'emozione dalla porta sbagliata però questa. Calcio d'angolo per lo stintino. Mentre Siniscola e Logosanto stanno facendo un pareggio pirotecnico per 3-3 attualmente, allontana qua la palla del Calangiano, si fa via con Palenzana Milia di seguimento, Milia fa sempre il suo, si butta per terra, l'arbitro non ci casca, qua abbiamo lo stintino e l'arbitro fischia una punizione. Stintino che sta giocando meglio adesso, il Calangiano si è rilassato, a me che Torresi è uscito con un altro che erano due perine fondamentali, ci può anche stare però. Sulla palla c'è Mereu, tira in porta, alto, è rimesso a fondo, e sono avanzati i palloni però perché ok, recupero di 3 minuti a partire da adesso. Sto segnando l'appunto per l'articolo che non lo scrivo. San Biagio sul pallone, in avanti non c'è nessuno, c'è lo stintino con il 17, Scigliano, avanza lo stintino, all'arrembaggio per un gol, palla in mezzo, fuori, rimessa a fondo. Giammalva a cercare Milia, c'è anche poi in zona libera Milia, arriva a San Biagio in velocità, San Biagio non smette mai di correre, Milia verso Paolo in zaina, è libero in zaina, vediamo cosa fa, cerca di contenersi un po' dopo il gol forse. San Biagio verso Zara, nuovamente San Biagio verso in zaina, Paolo in zaina in mezzo a due, poi arriva a Zara, riprende palla ancora a Zara verso San Zaina, poi sbaglia qua la misura del passaggio, sono tutti sempre così, Sentino soffocato in quella zona, riparte adesso con D'Amico, avanza lo Stintino, chi è questo qua? Non ho capito bene ancora chi sia, ma è un missile come corre in campo. Tanto di cappello beato lui, ha questa velocità nelle gambe, è un motorino d'avviamento. D'Amico verso un compagno di squadra, 14 dal judo, integrazione, arriva Giammalva, poi a Soldato, passa lenti verso Palinzaina che segue verso Milia la tira in avanti verso Passalenti, non vuole fare più di tanto al Calangiano, adesso l'arbitro ha il fischietto fra i denti e finisce qua, il Calangiano si va via in campionato 3-0 contro lo Stintino grazie ai gol di Meris, Inzaina e Bertolino, linea allo studio.
pronti ma sono pronti a no. Reggios allontana